Sapete chi è questo personaggio? Qualcuno lo sa? Il Pazzariello. Il Pazzariello era un personaggio tipico del Settecento, Ottocento fino all'inizio del Novecento a Napoli. Era una metà tra quello che potremmo definire un imbonitore o uno spot pubblicitario e un artista di strada. Si vestiva come un ammiraglio borbonico, come un banditore o come un Napoleone, con questa palandrana un po' bislacca, spesso decorata con dei buffissimi giocattoli, piccole patacche, medaglie finte, tutto ornata con questa feluca napoleonica, con questa bandiera piena di nastri e di colori, ed era seguito da un'orchestra improvvisata di antichi strumenti napoletani con i quali girava per le strade e per i vicoli, cercando di attirare l'attenzione del popolo. Vi ricordate Totò, no? Battagliò! E attirava le persone magari promuovendo l'apertura di un nuovo locale o la vendita di pane, pasta, vino. C'era la miseria allora a Napoli, dopo la fine dell'epoca borbonica. Napoli con l'unità d'Italia viveva una crisi grandissima. Quello che era stato il regno più fiorente d'Europa era diventato povero e i napoletani, il popolo, era disperato, era alla fame. Però con la caratteristica che è proprio nostra avevamo sempre voglia di giocare, di divertirci e anche di guadagnare qualcosa, di vivere alla giornata, inventandoci un mestiere. E questo era uno dei tanti mestieri dell'arte di arrangiarsi, che è proprio della napoletanità. Noi napoletani abbiamo paura del vuoto, non riusciamo a concepire di stare senza far niente. E allora anche i vestiti presi dalla soffitta, arrangiati in modo divertente insieme, con i colori, con musiche improvvisate, con gli scuglizzi che ci correvano dietro. Noi Pazzarielli facevamo divertire le persone, ne incantavamo, inventandoci ogni giorno una diversa fantasia, un diverso modo di attirare le persone verso il posto dove volevamo andare. Quello che vi voglio dire è che questa figura è scomparsa, però forse la voglia di essere un po' Pazzarielli la dobbiamo trovare dentro di noi. Dobbiamo trovarlo quel bambino che si vuole mettere una parrucca, si vuole mettere un vestito colorato, anche a 60 anni, e lasciando per un attimo la serietà, gli impegni, gli obiettivi e anche i dolori della vita di tutti i giorni, vuole fare una pazzeria. Facciamola una pazzeria.